del mondo, una bellezza che si presumerebbe inattaccabile, dove comportamenti non consoni non dovrebbero verificarsi. Ed invece, ieri mattina, tra lo sbigottimento generale di turisti e fedeli, ecco cosa è successo. Danza sull'altare, protagonista un somalo che ha potuto tranquillamente esibire il suo show fino a quando un custode dell'Opera del Duomo ha provveduto, senza resistenze da parte dell'uomo, a mettere la parola fine allo spettacolo. L'uomo, secondo i controlli dei carabinieri, è risultato in possesso di permesso di soggiorno in qualità di rifugiato politico. Sono stati rintracciati una sorella in Norvegia e alcuni amici che lo ospitano a Firenze. È stato poi a titolo precauzionale ricoverato nel reparto di psichiatria a Santa Maria Nuova, ma non è stato giudicato pericoloso. Una vicenda a lieto fine che pone però inquietanti interrogativi. Quest'uomo ha infatti potuto fare tranquillamente quello che voleva per un breve lasso di tempo, che sarebbe comunque sufficiente a qualche pazzo per provocare danni al patrimonio artistico della cattedrale.